Sì, importante ancora sottolineare questo bel coordinamento fra le forze di polizia, la Polizia di Stato, la Finanza, i Vigili del Fuoco e l'INPS e la Direzione Territoriale del Lavoro. 5 enti che sono riusciti a dispiegare una forza e una pervasività del controllo che ha prodotto un sacco di risultati. 3 aziende controllate, 2 attività sospese, un 70% di lavoratori irregolari. È sempre alta la nostra attenzione e questi controlli congiunti hanno questa grande capacità di riuscire, ognuno per competenza, ognuno per aspetto, questi enti riescono in effetti ad accertare anche la più minima delle infrazioni per poter poi chiaramente mettere in condizione queste aziende di lavorare. Ricordiamoci che nelle aziende sono impiegati dei cittadini, tutti cinesi in questo caso, che devono poter lavorare in modo regolare dal punto di vista amministrativo, ma soprattutto dall'aspetto della sicurezza, che è un aspetto a cui noi teniamo molto. In un caso erano quasi tenuti prigionieri i lavoratori. C'è stato un accesso che ha richiesto un po' di forzatura perché in effetti i cancelli erano incatenati e cercavano con l'oscuramento dei vetri e con un accesso, la porta blindata, di impedire magari un controllo. Siamo riusciti in questo senso a forzare le cose qui, ma chiaramente anche questo deve essere tenuto in considerazione perché le condizioni di sicurezza in cui deve essere svolta un'attività devono prevedere comunque dei liberi accessi, delle libere vie di fuga e loro, devo dire, erano molto deficitari da tutti questi punti di vista.